quanti ne abbiamo oggi? Oggi ne abbiamo 0202 2021. Quindi oggi è martedì 2 febbraio 2021. 22201. Esatto, bravo. 001. E siamo ancora qua, siamo ancora come al solito in macchina, che ci dirigiamo in montagna come al solito, e stiamo andando a Selanevea per andare con le pelli sulla Malca Cragnedoul, partendo da Selanevea, giusto? Esattamente, poi gambe permettendo, situazione valanga, meteo permettendo, Condizione neve se non è ghiacciata, ecco. esatto, proseguiamo e andiamo dove ci porta il cuore. Dove ci porta il cuore, esatto, bravo. Bene, la temperatura si aggira attorno allo 0 e le condizioni meteo sono favorevoli, ovvero giornata soleggiata. Strano. Giornata soleggiata, La strano. mescolanza di noi due, la montagna di solito non permette ciò. Filiberto, mi raccomando, guida piano, responsabilmente, perché sappiamo che chi va piano va sano e va Lontano. perfetto. Ci vediamo su. Ciao. But the years went by and the rock just died. Susie went and left us for some foreign guy. Long nights crying by the record machine, dreaming of the Chevy and the old blue jeans. But they never killed the thrills we got, burning up to the crocodile rock, learning fast as the weeks went past. We really thought the crocodile rock would last. Well, crocodile rock, the song was shocking when the feet just can't keep still. I never knew me about time, and I guess I never will. Oh no, Friday nights, but Susie wore her dress as tight. Ecco dove siamo arrivati. Allora, i due professionisti dello sci freeride si sono inaddentrati nella foresta e ovviamente senza cartina, senza niente, solamente utilizzando la stella polare. E guardate, E adesso guardate dove diciamo- mi trovo io. Tra due alberi. Però tra poco, non vi preoccupate, in 2 clip siamo arrivati a Malca Cragnedoul. Ci vediamo sopra. Vai. Allora, siamo arrivati a la Malca Cragnedoul, famosissima. Tutti la conoscono questa malga cragnosa. Adesso ci mettiamo Yarva e tutto, perché andiamo ancora un pezzettino su, dato che la neve non è ghiacciata, ma solamente per fare una ripresa oltre il bosco, diciamo, sulla sella, e poi scendiamo giù per di qua, con questa bellissima vista. Siamo arrivati al capolinea, non andiamo oltre perché siamo stanchi, poi affamati. Comunque là ha scaricato un po', però comunque non è tanto sicuro, e per evitare rischi inutili ci fermiamo qua. Abbiamo portato ovviamente l'arba, così, perché la sicurezza prima di tutto. Qua c'ho la pala, e anche In verità perché... c'ha solo il gambo della pala. Sì, la pala non l'ho portata, ho preso solo il manico perché sennò era troppo pesante. E ovviamente anche perché il nostro maestro di sci, Filiberto Martina, ha sbagliato strada. Non è vero in realtà. Sì, è Perché vero. a Federico Io sono piacciono le esperto- cose. È io che a sono Cruder esperto della zona di piacciono. Lavascletto. Lui è esperto della zona di Selanevea, però non è così tanto esperto. No, in quindi ho detto- realtà c'è un piccolo problema. A Federico piacciono le comodità, e quindi Allora, poi quando a un si esce certo un po' punto fuori ho da detto- lì, è Hai impaurito. finito? Bravo. Quindi adesso, come potete vedere, c'è una marea di vie qua, di possibili vie, però ci fermiamo qua, saranno per la prossima volta. Prego. Ah, devi dire condizioni meteo. Condizioni meteo. Le condizioni... Aspetta. Condizioni meteo. Allora, le condizioni di meteo. La neve... Aspetta, parte, minchia sì. Condizioni meteo. Allora, salendo abbiamo fatto questa deduzione
che è molto ferrata secondo noi, cioè non sappiamo più se la neve, cioè se siamo più sudati noi o la neve. Buono. Run away.